nato da pochissimo e che si stava consolidando, affermando, stava cercando di mettere radici in un'Italia che stava andando in un senso diametralmente contrario. L'unità nella sua storia è sempre stata legata a una comunità politica. Prima sono stato alla sede del PD e c'è una grande foto di questa piazza, vero? Credo che sia ripresa da lì la foto, forse c'era il palco di un comizio di Togliatti, era il 48? C'era una folla pazzesca, una folla incredibile in questa piazza, stracolma, la foto è presa dall'alto, su quella strada c'è una fiumana incredibile, lì c'era la sede dell'Unità, ricordo nella foto lo striscione con la scritta Unità. L'unità è stata sempre legata con una comunità politica. Ora noi abbiamo, la storia la conoscete come me, è stata una storia appassionante di successi, di crescita democratica, di sconfitte, di errori anche gravi. È stata una storia che oggi ci porta in un mondo diverso, in un orizzonte completamente diverso. Io, per dirla tutta, io sono convinto che l'orizzonte democratico per la sinistra italiana, questo nome che è stato scelto, sia un potenziale enorme e già, nonostante i difetti che noi vediamo, le difficoltà, gli errori, i limiti umani delle persone che lo rappresentano, contiene un potenziale grandissimo per questa società ed è tuttora la forza che va controcorrente rispetto ad alcuni sentimenti che si stanno diffondendo e che rischiano di portare il nostro paese a una disgregazione. Ecco, oggi l'unità è legata a questa comunità che si è trasformata, che ha nel suo sangue valori antichi e che però vuole affrontare la modernità, affrontare il tempo, guardare le difficoltà che ci sono, raccontarle, analizzarle e cercare di farlo oltre i luoghi comuni e le tendenze più facili. Ecco, questo io credo che sia la fedeltà dell'unità di oggi alle sue origini. Vedi, lo spirito con cui io quotidianamente vado a lavorare, cerco di impegnarmi per l'unità e per le idee nelle quali credo, nelle quali crede la nostra comunità, è lo stesso che hai te. Anch'io non ho vissuto la storia gloriosa del passato, anch'io, è facile, non lo dico per captazio o benevolenze, è evidente che mi sento inadeguato quando guardo la lista dei direttori dell'unità, personaggi che hanno fatto la storia di questo paese, sulle cui spalle sono state caricate responsabilità enormi, guida di lotte che hanno portato al benessere, ai diritti di cui oggi noi tutti usufruiamo. È evidente che non possiamo che accostarci a questa storia con grande umiltà. È evidente che se ci confrontiamo, se ci mettiamo sulle spalle dei giganti, sembriamo piccoli. Però io credo che non possiamo sfuggire alle nostre responsabilità di oggi. Forse la società di oggi ci presenta tratti di eroismo minori, forse le contraddizioni nelle quali viviamo sono molto forti, ma non può essere questo l'alibi per non impegnarci, non può essere questo l'alibi per non andare controcorrente. E oggi andare controcorrente vuol dire battersi per le questioni sociali. La cosa che mi piace di più andando in giro è che mentre a Roma, quando si sta nel circuito politico-mediatico, la crisi della politica viene affrontata in termini di antipolitica, con narrazioni giudiziarie prevalenti, cioè l'idea fondamentale screditare gli avversari sul piano giudiziario, raccontare una storia come se la politica fosse solo un gioco di posizione tra leader. Ecco, tutta questa visione della politica che ci ha portato alla distruzione sostanzialmente delle reti di solidarietà e anche a una certa impotenza del Paese, nel momento in cui invece esci da quella realtà, e come abbiamo fatto oggi siamo andati, appunto, grazie anche
all'iniziativa del sindacato e che io ringrazio enormemente per la fissione delle bacheche alla Lucchini, ti accorgi che la crisi della politica qui in Italia non sta in quel gioco tra leader politici, sta nel fatto che si chiede alla politica di risolvere dei problemi e ci si accorge che la politica non è capace di risolvere i problemi delle persone. Se oggi la crisi riduce il livello di ricchezza delle famiglie, distrugge il lavoro, crea ansia per i genitori per il futuro dei loro figli, questo è anche perché la politica, le istituzioni democratiche hanno perso forza, consistenza, capacità decisionale. La politica si è impoverita perché conta poco e questo è il risultato di una schiacciante vittoria della destra politica, culturale, economica in questi 20-30 anni. Noi dobbiamo ribaltare questa situazione, noi siamo il primato della questione sociale, vuol dire che la politica deve servire per creare maggiore uguaglianza, opportunità di lavoro, solidarietà e questo è possibile farlo solo se ci sono dei corpi intermedi efficaci. L'Unità, un giornale qualunque, non vuole andare in bacheca perché in bacheca perde copie, se uno lo legge nella bacheca non lo va a comprare. L'Unità è un giornale diverso, l'Unità vuole stare nelle bacheche delle fabbriche, vuole essere uno strumento di confronto, vuole che i suoi lettori siano d'accordo oppure la critichino. L'Unità vive legata a una comunità che vuole cambiare le cose. Noi le cose le possiamo cambiare se siamo insieme, mentre invece la spinta, anche la spinta antipolitica, anche la spinta del discredito, anche la spinta del disincanto, quella che porta ognuno di noi a dire vabbè tanto non c'è niente da fare, sarà sempre così, il motto fascista, la politica è sporca, queste cose qui che diciamo sono state per un secolo lo slogan della destra, ecco se noi ci rassegniamo a questo non saremo nessuno, ci saremo dei cittadini, dei lavoratori soli davanti al mercato e allo Stato. Io credo che l'Unità, oltre che a fare del buon giornalismo, e qui diciamo la concorrenza è aperta, è chiaro che i giornalisti cercano le notizie, speriamo di averne più degli altri, di essere in competizione, ma l'Unità serve, la sua passione politica serve a questo, a non far morire la speranza di un cambiamento. Oggi il messaggio prevalente porta allo scoraggiamento, è come dire guardate non impegnatevi perché non c'è niente da fare, non abbiamo nessuna possibilità né di contare né di cambiare le cose, noi a questo ci ribelliamo e questo è il giornalismo speciale dell'Unità. Poi ovviamente sbagliamo anche noi, tante volte facciamo anche noi degli errori di valutazione, oppure naturalmente le battaglie politiche sono opinabili, però ecco, questa giornata mi ha fatto sentire la conferma di quello che io ho capito da tempo, e cioè che l'Unità è un giornale del tutto particolare, è un giornale che non solo non può vivere slegato da una comunità, ma non può vivere assecondando la corrente, qualunque sia. Lo dico Manciulli, il giorno che diventerai Presidente del Consiglio, l'Unità sarà un giornale scomodo, perché questa spinta resta nel DNA dell'Unità, come è stato anche negli anni in cui il centrosinistra... Non corri questo libro. Nata nella clandestinità nel 1924, l'Unità ha sempre rappresentato un punto di forza per la classe lavoratrice italiana. Anche nel momento in cui l'Italia si è scontrata con i cambiamenti proposti dall'articolo 18, l'Unità si è schierata con il cuore dalla parte dei lavoratori. La riforma del mercato del lavoro proposta dal governo e su cui il PD ha fatto una doverosa battaglia è sufficiente a dare risposte e adeguate tutele ai giovani? Allora, questa è una domanda difficile, io provo a rispondere sinteticamente. Dunque, l'Unità è sempre stata il giornale del lavoro, lo è stata negli anni
che vanno appunto dalla sua fondazione fino, diciamo, agli anni 80-90, quando il lavoro era veramente la cifra, il segno sociale della sinistra italiana ed europea, mondiale, il movimento operaio, l'idea della sinistra come movimento operaio, l'idea del movimento dei lavoratori come il modo in cui si poteva rappresentare l'interesse generale. Indubbiamente la società è molto cambiata, oggi pochi accetterebbero la definizione del movimento dei lavoratori come classe generale. Oggi noi viviamo una società molto complessa in cui anche se si rafforzasse la dimensione comunitaria, solidale, anche se noi riuscissimo a difendere al meglio il modello sociale europeo, naturalmente avremo bisogno della finanza controllata, ma non possiamo vivere senza. È chiaro che viviamo in un mondo complesso, avremo bisogno di mercati globalizzati, avremo bisogno di un sistema di relazioni e di reti efficienti. È chiaro che oggi, anche per rilanciare il lavoro nei paesi più evoluti, c'è bisogno di un sistema di qualità tutto attorno, e lo sanno benissimo gli operai e i lavoratori, tanto è vero che nel momento in cui si battono, ad esempio, per rilanciare la fabbrica, sanno che devono creare un sistema di infrastrutture adeguate, devono avere un piano di investimenti solido. È chiaro che oggi il lavoro non si difende più con gli strumenti di prima. Noi sull'articolo 18, lo dico perché va a merito della piccola comunità dei giornalisti dell'Unità, noi sull'articolo 18 io penso che un pochino abbiamo trascinato il PD in una battaglia dura che non gli veniva naturale fare, perché come voi sapete il PD si è assunto la responsabilità di sostenere questo governo e, con la lealtà che contraddistingue non solo Bersani ma il gruppo dirigente del PD, non gli viene distinto fare una scelta che avrebbe messo in difficoltà il governo, come è stato. Eppure, quando il governo ha preso quella decisione sbagliata, cioè formulando in quel modo l'articolo 18, noi, il PD aveva avuto nelle prime ore un certo imbarazzo, perché da un lato voleva avere una reazione forte, dall'altro ha avuto il timore che potesse provocare un danno al Paese. Noi in quelle ore, il primo giorno, abbiamo fatto uno strappo, una forzatura, abbiamo detto no, qualunque cosa, qualunque diplomazia, noi dobbiamo dire che questa qui è una scelta sbagliata e lo dobbiamo dire con nettezza, in modo che qual è il problema? Il problema non è creare rigidità nel lavoro. Io penso che se noi difendessimo il doppio mercato, cioè la regola per chi è occupato e delle misure estremamente precarie e flessibili per i giovani, anche la sinistra sbaglierebbe. Ma qual è il problema? Il problema non è ridurre drasticamente i diritti per chi lavora, perché non ne avrebbero un vantaggio i giovani, sarebbe semplicemente la società in condizioni più, tutta la società in condizioni più deboli. La soluzione che si è trovata non è una soluzione conservatrice, è una soluzione fortemente innovativa, perché introduce l'elemento dell'indennizzo come opzione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e questa in molti casi è preferita anche dai lavoratori in alcune circostanze. Ciò che era intollerabile era che il reintegro fosse eliminato, cioè se un datore di lavoro può licenziare una persona e anche se lo fa illegalmente, senza giusta causa, comunque è in grado di liberarsi di quel lavoratore, voi vi rendete conto che è demolito, è finito il diritto del lavoro. Stiamo parlando di cioè, se il problema è creare una maggiore flessibilità da un lato e rafforzare viceversa le garanzie per i giovani, nel senso di ridurre la precarietà
che vuol dire fondamentalmente trasformare il contratto di apprendistato, farlo diventare nel tempo la modalità con cui si assume a tempo indeterminato, perché uno l'apprendistato dovrebbe diventare